cucina dei miei sogni. Perché non ci sposiamo e ci facciamo la lista no? E io vi dichiaro. Fate catturare da classe A gli elettrodomestici là. Una serata all'insegna della buona cucina. La grande cucina del ristorante Pizzeria San Gavino, in piazza Marconi 12, a Porto Torres. Prima giornata di primavera, primo spettacolo primaverile in Piazza d'Italia. Noi siamo qui in compagnia di Marina Mura, una giornata dedicata esclusivamente allo spettacolo, dedicata ai bambini. Certo che il coro di Sant'Agostino credo stia comunque dando tante emozioni a questa città, visto che anche una bambina ultimamente nello Zecchino d'Oro ha partecipato. Sicuramente sì, una grandissima emozione per la città, per tutta la Sardegna, diciamo, perché partecipare allo Zecchino è comunque una manifestazione mondiale. La bambina è una bambina di Mores che è con noi da 2 anni, si chiama Giuseppina ed è arrivata fra i 10 bambini su 30.000 in tutta Italia che sono stati selezionati. Ma quanto tempo ci vuole per preparare questi bambini? Noi proviamo tutte le settimane, 1 o 2 volte alla settimana frequentemente. Insomma, per arrivare a essere bravi, dopo quanto tempo si inizia a vedere la prova del bambino? Diciamo che noi prendiamo bambini intorno ai 4 anni, qualcuno anche più piccolo, inizi sui 5-6 anni, inizi già a vedere delle cose abbastanza evidenti, insomma, cioè inizi già a capire se c'è o non c'è. Comunque in linea di massima si diventa bravi con le prove, con l'esercizio, venendo assiduamente, seguendo. Poi c'è magari chi è più predisposto, chi meno. Beh certo, diciamo che ci sono le doti naturali, quelle non si discutono, c'è chi è più predisposto, che sente la musica dentro, che la esprime anche gestualmente, e c'è chi invece lì il fisso, che però magari ha una voce strepitosa e riesce a tenerla per sé, dando emozioni in questa maniera. Andiamo a vedere lo spettacolo Festa di Primavera, noi ci vediamo fra pochissimo. Signori, buongiorno! Vedi che capiscono! Allora, intanto ben trovati con Oggi parte questa nostra primavera. Sicuramente l'applauso dei bambini che oggi saranno protagonisti in questa giornata, in questa mattinée. A questo punto mi sorge un dubbio, perché Vincenzo Mugoni, signora, sarebbe dovuto uscire quando dicevo bambini l'applauso e dire ciao, sono un bambino, e invece non sta funzionando. Per cui, oh eccolo lì, ma incredibile. Allora, buongiorno. Ecco, dicevo, dicevo ai signori del pubblico, no? Sì. Che quando poi i bambini applaudivano, lei, glielo do lei che così sembra una cosa un po' più seria, sarebbe dovuto uscire facendo un po' la Celentano. Ah no. Come no? No, come no? No, io non ho capito, cosa ci fa tutta questa gente qua stamattina? Di mattina presto così. Ma avrà capito che c'è lo spettacolo? Avrà capito, bambini, che c'è lo spettacolo? Ma c'è uno spettacolo perché? Scusate, c'è uno spettacolo stamani? Oh, ma cioè sei fuori di testa? Ah sì, stamattina avete organizzato tutto questo, così, di punto in bianco, così, senza dirmi niente. Io direi di iniziare con la nostra sigla, la statale Vincenzo Mugoni. Buongiorno a tutti. Eccola qui la primavera, si parte con Vincenzo Mugoni. Buongiorno a tutti. Su le manine. Buongiorno, la patente e un libretto, grazie.
con la mia, si sente che viaggiavamo su 60 direzione verso il mare, ho imboccato la statale, mi è fermato la stradale, sento puzza di verbale. Con la voce del tenente favorisca la patente, guarda l'assicurazione, già mi sale la pressione, mamma il volo è già scaduto, io mi sento già perfetto, spero che mi lasci andare, ma mi sento le verbale. Che carino! Guarda che foto! La cucina dei miei sogni! Che figata! Ma perché non ci sposiamo e ci facciamo la lista no? E io picchiamo! Meglio le rubiamo! Classe A! Da classe A! Ah, per esempio classe A, sì! Anche io vi dichiaro in arresto, là! Dio, facci vedere! Classe A! Che bello! E ci facciamo la lista notte, no? Che figata! Ristorante Pizzeria San Gavino. Una serata all'insegna della buona pizza. San Gavino, in piazza Marconi 12 a Porto Torres. Pares, centro specializzato ricambi e assistenza. Pares, via Tempio 39, Sassari. Villa Rita, l'eleganza di un giorno importante. Ristorante ricevimenti Villa Rita, via Minellire, località Li Punti, Sassari. Occhio le scale! Occhio! Piano, 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 Millo che cadi. Piano, 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 piano. L'inchino. No, più. Ma lo sapevi! Vai sotto con tutti i piedi. I piedi sotto. Scusa Marina, l'inchino. Io mi chiamo Alessandro. Ciao, 6 anni e vengo da Sassari. Lo sapete che io ho una sorella? Continua. Mia sorella si chiama Silvia. E c'ha 8 anni. Invece mia mamma si chiama Antonella e mio papà Bastianino. Adesso mi dispiace di fare un po' di silenzio perché non voglio più parlare adesso. E la canzone si chiama Per un amico. Mi stavo spaventando, Alessandro, tutti su. La canzone Per un amico, Marina piazzati in centro. Mai avessi dato il microfono a questo bambino. Sembrava un politico quasi, un comizio. Per un amico metti tu il sorriso più grande che hai, è sempre tutto quello che puoi, amico vero non lo scorderai mai, se pensi che sia giusto non fare cosa tutto il resto, un amico il bene più prezioso che hai, amico sembero bella senza lui, un amico vero non lo perderai mai, non fare caso al resto, per un amico questo è l'altro, con un amico però a volte si litiga assai, ma un